Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Camper Treviso, ben trovati alla puntata speciale Camper Scuola dedicata interamente al mondo della scuola, come ogni tanto vi proponiamo. Siamo ospiti anche questa settimana degli studi di Blu Radio Veneto, che ringraziamo come sempre, e questa settimana ci occuperemo della situazione, dello stato delle cose per quanto riguarda le scuole paritarie, un tema che abbiamo affrontato più volte e sul quale oggi vogliamo un po' fare il punto. Puntata che organizziamo come sempre in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Scuola, Università e Formazione. Ringrazio Don Edmondo Lanciarotta, che conosciamo bene ormai, e con il quale cominciamo. Saluto però anche Giancarlo Frare, segretario provinciale della FISM, presidente provinciale della FISM di Treviso, Francis Contessotto, dirigente scolastico e anche componente provinciale della FIDAE, e Michele Di Midio, che è il presidente regionale dell'AGES, l'associazione che riunisce i genitori delle scuole cattoliche. Don Edmondo, vogliamo un po' fare il punto su un tema che abbiamo discusso spesso e sul quale forse è bene anche fare alcune puntualizzazioni. Sì, questa puntata non si fermerà solamente a livello provinciale, ma toccherà inevitabilmente anche aspetti di carattere regionale, perché la questione che affrontiamo noi qui di Treviso ha dei risvolti anche a livello regionale, per non parlare poi a livello anche nazionale. Quindi possiamo dire che il punto determinante è stato e continua a essere l'assemblea che abbiamo fatto il 12 di novembre a livello del Triveneto sulla scuola paritaria e i centri di formazione professionale. Questo momento di grande sensibilizzazione e di una presenza corale ha posto in maniera politica la questione. Da questo incontro sono emerse, delle conseguenze. Una prima, un dialogo e un lavoro con l'ANCI, e quindi per quanto attiene in maniera particolare le scuole dell'infanzia, e quindi sotto questo aspetto qui in particolare anche il collegamento con la FISM, le scuole dell'infanzia. Il secondo, con la Regione e con tutti i collegamenti e le responsabilità che la Regione ha per quanto attiene il buono scuola, per quanto attiene anche i finanziamenti e l'aumento o meno dei finanziamenti, la legge nuova regionale, con tutte le difficoltà che ancora questa presenta. E poi terzo, a livello nazionale, con la interpellanza che la Regione Veneto ha fatto allo Stato italiano per quanto attiene i finanziamenti appunto che provengono dallo Stato, e quindi tutta una questione aperta, e su questo aspettiamo anche delle conseguenze. E poi ultimo, a livello anche intraecclesiale, le altre regioni come le nostre si stanno muovendo in questi giorni e in questi mesi per porre la questione a livello politico e anche a livello ecclesiale. In settimana si muoverà la regione del Piemonte, in maggio si muoverà la regione della Lombardia, sulla falsariga di quello che noi abbiamo realizzato a livello regionale, in maniera tale da porre sia dentro la comunità cristiana, sia a livello politico, sia a livello anche locale, la questione della parità, non solamente con la questione dei finanziamenti, che sono importanti, ma porre questa a livello dentro il sistema di educazione e di istruzione, di formazione professionale italiano, e quindi la parità, l'autonomia, la sussidiarietà, la libertà di scelta da parte dei genitori, la libertà delle scuole di poter svolgere il loro ruolo educativo. Questo è fondamentale. Allora, se da queste regioni c'è una collaborazione, c'è anche una strategia unitaria, pur nella specificità delle regioni, per poter poi fare un momento di sintesi e presentarlo in maniera unitaria anche a livello politico, quindi ai ministri e ai sottosegretari. Prima di passare la parola a Giancarlo Frare, Don Edmondo, possiamo dire che ancora questa parità che sulla carta in realtà c'è, perché le scuole sono pubbliche tutte, distinte tra statali e paritarie, però ancora ad aprile del 2012 nel concreto non viene applicata. Ancora non viene applicata, e questo è il grande dramma nostro, ma un dramma nostro non solamente in termini personali, individuali,
È un dramma a livello di società, perché ancora non si dà responsabilità ai genitori nella libertà di scelta, ancora non si dà importanza alla sussidiarietà, ancora non si dà importanza alla pienezza della riforma della scuola come autonomia, ancora non si dà importanza a questa parità che è dentro il pluralismo educativo scolastico italiano. Sono principi questi fondamentali. Purtroppo ancora, ecco, per volontà ideologiche, per ritardi storici e attualmente per un dramma, diciamo, economico e una crisi finanziaria, fa rallentare questo. Ma noi siamo qui appunto per fare questa lotta, questa battaglia, che non è per avere dei privilegi, ma per salvaguardare dei principi fondamentali per il bene delle giovani generazioni, per il bene delle famiglie che abitano questo luogo e questo territorio che, lo ribadiamo ancora, nel nostro Veneto e nel nord è totalmente diverso a livello nazionale, e quindi patiamo anche una dimenticanza o una non presenza di questa situazione a livello anche nazionale. Ecco perché noi promuoviamo maggiormente questo, perché riteniamo che sia un bene da non assolutamente disperdere. Un bene da non disperdere, e ti chiedo di passare il microfono al presidente provinciale della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. Ecco, Giancarlo, problema economico che però al momento pesa anche sulla scelta delle famiglie, scelta che tra l'altro per quanto riguarda il settore della scuola materna e soprattutto qui nella nostra regione, nella nostra provincia, è un discriminante, nel senso che l'80-90% delle scuole materne sono scuole parrocchiali, di conseguenza paritarie, non statali. Ecco, facciamo un po' il punto. Beh, questo è vero, in provincia di Treviso noi sfioriamo l'80% della presenza dei bambini e quindi una presenza importante, e dove le scuole paritarie hanno una piena responsabilità in questo settore educativo. Il quadro non è sicuramente facile, e noi abbiamo avuto anche di recente come FISM del Veneto un incontro con il sottosegretario del Ministero, che si è presentato in Venezia e quindi ci ha ricevuti per ascoltare quello che era il quadro descrittivo che abbiamo voluto dare in funzione di quelle che sono le necessità di tutto il sistema dell'istruzione in Italia. Abbiamo raccomandato da una parte una attenzione maggiore da parte del governo, pur in presenza della crisi economica, all'intero settore dell'istruzione. Noi siamo parte integrante, vogliamo che questo venga sottolineato, parte integrante da 12 anni del sistema di istruzione nazionale, e a pieno diritto vogliamo continuare a farne parte. Quello che non sopportiamo è la difficoltà economica che ci attanaglia e una battaglia ideologica di retroguardia che in alcuni settori della nostra società continuano a discriminare le nostre scuole. Perché? Perché non tanto per una difesa di categoria, quanto semplicemente perché, soprattutto nel Veneto, ma in tutto il nord, il centro-nord, la presenza importante delle scuole paritarie comporta la presenza e la scelta volontaria e libera da parte delle famiglie di scegliere queste scuole, il che significa che se non garantiamo fondi adeguati al mantenimento di questo servizio pubblico che le nostre scuole svolgono, chi se ne svantaggia sono in particolare le famiglie e in particolare i bambini. Il motto della FISM, è bene ricordarlo, è prima i bambini, e noi vogliamo che questi continuino a essere rappresentati nelle nostre scuole. I dati per quanto riguarda la crisi economica in termini di azione svolta e in termini di risposta anche da parte delle famiglie. L'azione svolta è stata capillare perché tutte le istituzioni sono state interessate. Il governo, con il cambiamento che è avvenuto alla fine dell'anno scorso, ha approvato un bilancio con un taglio dei fondi stanziati per le nostre scuole, arriverà a circa 500 milioni, il che significa che per il Veneto ci sarà una riduzione di circa 1,5 milioni, 1.800.000 euro per tutto quanto il comparto delle scuole paritarie. E questo è un valore che va recuperato in qualche parte. Noi abbiamo avuto anche un incontro in sede regionale e ci attendiamo una risposta adeguata, anche perché ci sono nei vari settori di crisi che coinvolgono tutte le scuole paritarie, in particolare due ambiti che meritano un'attenzione maggiore da chi ci governa e ci amministra. Il settore dei nidi
e il settore dell'handicap. Questi sono due settori dove maggiormente le famiglie sono in difficoltà e dove chiediamo risposte concrete e immediate. In questo senso vorremmo che ci fosse una maggiore attenzione. Ci auguriamo, dopo un incontro informale che c'è stato in questi giorni, che ci siano risposte adeguate. Per il settore diremo della famiglia, qui registriamo dei dati di riduzione delle iscrizioni, non abbiamo ancora i dati completi a livello veneto, però c'è un calo sensibile nelle iscrizioni. Tenendo conto che c'è una sostanziale stabilità nella presenza demografica dei bambini in età per la scuola d'infanzia, il che significa soltanto una cosa, che i genitori, attanagliati dalla crisi economica, rinunciano a questo strumento importante di entrata nella società per i loro bambini. E 1.800.000 euro di ulteriore taglio quindi da parte dei trasferimenti statali. A livello regionale invece A come livello sono? regionale noi attendiamo, perché abbiamo già avuto un'indicazione di un adeguamento dello stanziamento di 14 milioni e mezzo dal bilancio della regione a un arrotondamento a circa 15 milioni. Ma ci attendiamo anche ulteriori sforzi e ulteriori disponibilità, perché in questo senso le FISM si sono presentate, le 7 province venete si sono presentate presso l'assessore di reparto per chiedere una maggiore attenzione e quindi chiedere in particolare, come precedentemente ho ricordato, in due settori: il settore dell'handicap, perché i bambini svantaggiati, ovvero i bambini segnalati, hanno la necessità di avere degli insegnanti di sostegno, e per questo il contributo è veramente ridicolo, ma le nostre scuole, vista anche l'ispirazione cristiana e soprattutto l'origine delle nostre scuole, che sono arrivate in molti casi prima della presenza dello Stato, noi vogliamo accogliere tutti, e quindi per accogliere verranno comunque accolti. L'azione che anche la Chiesa sollecita nei confronti delle famiglie è quella dell'accoglienza, indipendentemente dai costi che, grazie a uno Stato un po' tiranno, non riusciamo a coprire totalmente con gli stanziamenti pubblici, e quindi dobbiamo chiedere un intervento alle famiglie. Non vogliamo perdere le famiglie meno abbienti. Certo. Com'è la situazione invece per le scuole di primarie e poi medie e superiori, chiamiamole ancora col gergo vecchio, ecco, Sì. per capirci. Sì, difatti la FIDAE si interessa delle scuole elementari, parliamo in lire e non in euro, scuole Esatto, parliamo elementari, ancora medie con e superiori. pre-riforma. La situazione è diversa a seconda del livello di scuola, perché la scuola elementare ha dei contributi significativi da parte dello Stato, perché deriva dalla scuola elementare parificata, mentre a scuola media e scuola superiore invece la situazione è più difficile, in quanto i contributi sono effettivamente, diceva Giancarlo Frare, ridicoli, irrisori, cioè praticamente non ci sono. Per cui in questo momento di crisi economica la situazione comincia a diventare pesante. Cioè noi da un po' di tempo le nostre scuole si impegnano anche per venire incontro a situazioni di difficoltà delle famiglie che chiedono di dilazionare il pagamento della La retta, di retta. avere degli sconti, eccetera. Finché è possibile lo si fa. Certo che non lo si può fare ad oltranza e sistematicamente. Quest'anno la situazione sembra presentarsi con un po' più di difficoltà proprio per la crisi che sta attanagliando. Cioè, teniamo presente che una retta di scuola media è attorno ai 3.500 euro all'anno, una retta di scuola superiore va dai 3.200 ai 4.000 euro. Per una famiglia oggi investire questa somma diventa significativo. Se poi in una famiglia ci sono 2 o 3 figli nella scuola paritaria, la cosa diventa veramente difficile. Le interrompo un attimo, Francis Contessotto, noi abbiamo dei tempi che ci impongono una pausa pubblicitaria, torneremo tra pochissimo ancora con il presidente FIDAE e anche perché, lo ricordiamo, non è una scuola dei ricchi, non è una scelta dei ricchi, è una scelta che deve essere una scelta davvero, una possibilità di scelta che deve essere davvero estesa a tutti quanti, quindi è su questo un po' che vogliamo concentrarci. Torniamo tra pochissimo.
Bentornati nella seconda parte di Camper Treviso, dedicata a questa puntata interamente al mondo della scuola e in particolare alla situazione sulla parità scolastica e quindi sulla situazione economico-giuridica ma anche poi pratica delle nostre scuole paritarie. Stavamo parlando con Francis Contessotto, delegato FIDAE della provincia di Treviso e volevo capire, ci siamo lasciati con la puntualizzazione di una difficoltà economica delle famiglie per l'iscrizione, poi magari se abbiamo un attimo capiamo se anche da voi la tendenza è quella di una diminuzione rispetto all'indirizzo delle famiglie di scegliere una scuola paritaria. Però tra l'altro nelle scuole elementari, medie e superiori, usando sempre un gergo vecchio, delle paritarie c'è appunto una situazione economica ancora più difficile perché i trasferimenti e i fondi che vengono assegnati sono ancora inferiori rispetto alle materne. Rimane però per esempio sempre un problema di gestione del fenomeno dell'handicap, dove i ragazzini ci sono, non è che non ci siano, e poi tra l'altro tutta una gestione anche burocratica della scuola stessa che diventa impegnativa. Sì, la questione della legge parità, quando è arrivata la legge della parità nel 2000, noi l'abbiamo salutata come il grande evento, convinti che risolvesse i problemi, ma non i problemi nostri, risolvesse i problemi della scuola italiana. Come diceva prima Don Edmondo, la parità non è un problema delle scuole cattoliche, la parità è un problema dello Stato italiano, cioè vuol dire mettere le premesse perché la gestione del servizio pubblico sia una gestione corretta. L'abbiamo salutata come il grande avvenimento, convinti che fosse l'inizio di una strada che ci portava alla soluzione dei problemi. In realtà si è fermata al 2000, cioè non ci sono stati passi in avanti rispetto ad allora. Tant'è vero che sia il Papa, sia la FIDE che altri personaggi hanno parlato sempre di una parità dimezzata, di una parità mancata, di una parità monca. Noi ci troviamo a dover sostenere due problemi, uno di carattere economico, già si è detto. Ma anche questo si basa su un pregiudizio che è un pregiudizio che va scalzato. Penso ne parlerà meglio il responsabile dell'AGESC, perché l'AGESC, l'Associazione di Genitori, ha fatto uno studio, ha pubblicato un dossier in cui dimostra che aiutare, sovvenzionare, pagare le scuole paritarie da parte dello Stato è un investimento, non è un carico in più, in quanto la presenza delle scuole paritarie alleggerisce l'impegno dello Stato per milioni o miliardi. Dopo Michele Di Midio ne parlerà meglio. Questo impone per esempio una gestione che è una gestione che mette delle serie difficoltà alle scuole, perché le scuole devono provvedere a tutto, quindi devono provvedere allo stabile, alla manutenzione ordinaria, straordinaria, alla messa a norma, deve provvedere al pagamento degli stipendi, deve provvedere a tutti i servizi. Quindi c'è questo problema economico che va risolto. Ci sono scuole di pensiero diverse, chi dice che deve provvedere il comune, chi dice la regione, chi dice lo Stato. A me interessa molto poco, bisogna arrivare a una soluzione, perché altrimenti ci si rimpalla da una parte all'altra e alla fine non si risolve. E questo per esempio è stato messo ben in luce dal convegno fatto a novembre dalla CET, dalla Conferenza Episcopale del Triveneto, in cui si è messo un po' il dito nella piaga. L'altro aspetto di carattere burocratico, le nostre scuole non sono trattate da scuole paritarie. I nostri insegnanti, per esempio, sono discriminati rispetto agli insegnanti della scuola statale. Dal punto di vista dello stipendio, noi abbiamo un contratto che è diverso rispetto al contratto statale e questo è anche giusto, però per far fronte alle spese il nostro contratto è molto svantaggioso nei confronti dei dipendenti. Dal punto di vista giuridico, per esempio, la maturazione della carriera è una maturazione che va con scalini diversi. Noi siamo ogni anno lì in attesa di sapere se, per esempio, il punteggio che maturano i nostri insegnanti è punteggio considerato pieno, considerato metà, eccetera. Ci troviamo in alcuni anni, per esempio l'anno scorso, a dei ricambi improvvisi di insegnanti perché gli insegnanti sono costretti a scegliere altre strade. Sposando la causa, però nel momento in cui sono costretti a dire allo Stato accetto la tua proposta di insegnare nello Stato, altrimenti vengo depennato da tutte le graduatorie per sempre, è chiaro che uno non ha scelta. Quindi questa... capita all'inizio dell'anno. Sì. E questo capita all'inizio dell'anno. Il microfono non si sente, diceva che capita all'inizio dell'anno, quindi diventa ancora più difficile poi riorganizzarsi. L'anno scorso è capitato a fine agosto, cioè abbiamo dovuto provvedere alla sostituzione di un certo numero di insegnanti.
Quindi tutta questa situazione è una situazione che al di là del fatto che ci mette in difficoltà, ma è una situazione che dimostra che la parità ancora non c'è e non stiamo camminando in questa direzione. Una cosa che ti chiedo proprio anche a livello personale, anche dalla esperienza decennale non solo di insegnamento ma anche di rappresentanza poi nell'associazionismo delle scuole paritarie, è una volontà politica a questo punto, nel senso che se sono passati già 12 anni da una legge che doveva essere un inizio, può essere una volontà politica? Ma queste sono interpretazioni che posso certo. dare io e alla È fine non mi interessa, cioè io dico l'importante bisogna è arrivare a sbloccare questa soluzione. situazione. L'Agesc diceva anche bene Conte Sotto, ha proprio analizzato anche a livello pratico questi costi, o meglio questi risparmi Risparmi di statali. spesa per lo Stato. E allora con Michele Di Miglio cerchiamo di capire anche i genitori che posizione hanno, che è quella più difficile poi Infatti, alla fine. è una posizione che si è aggravata ulteriormente con la crisi, perché è evidente che adesso una famiglia pensa parecchie volte su prima di decidere di iscrivere o addirittura continuare a far frequentare una scuola paritaria al proprio figlio, perché come diceva prima Conte Sotto, parliamo di almeno 3.000 euro all'anno di quota diretta, se non di più, e in questo momento ci troviamo in difficoltà perché le famiglie hanno difficoltà a far quadrare il cerchio. E oltretutto il nostro motto era, per esempio, era quello di libertà di scelta, una libertà di scelta che adesso non ci viene più garantita, perché con questa difficoltà nessuno può esercitare una libertà di scelta, è vincolato esclusivamente a scegliere una scuola, con tutto il rispetto per la scuola statale, figuriamoci, nessuno qua punta il dito contro una scuola, ma io vengo privato da cittadino, da cattolico, di un'opportunità per la crescita educativa dei miei figli. E oltretutto la cosa che, tra virgolette, permettetemi, mi fa un po' arrabbiare di più, è appunto questo studio che l'Agesc già aveva fatto una decina di anni fa, ma che adesso ha rispolverato e quindi è andato a ulteriormente verificare se ciò continuava ad esistere e verificare che lo Stato al 2009 risparmia 5 miliardi e mezzo di euro per la presenza delle scuole paritarie sul territorio. Michele, se facessimo un esempio proprio concreto, se domani esatto, le scuole paritarie decidessero di lo chiudere i Stato, battenti, esatto, lo Stato si troverebbe già 5 miliardi e mezzo in più di spese solo per il pagamento degli stipendi al personale. Non parliamo poi per trovare i locali dove ospitare queste scuole, perché non dimentichiamoci che queste scuole operano in strutture che sono proprie delle congregazioni, sono proprie delle diocesi e quindi non hanno nessun costo. Poi aggiungiamoci anche i costi di manutenzione, quindi possiamo ben capire che per esempio il governatore Monti adesso dovrebbe veramente fare tanta fatica per far quadrare i conti se a un certo punto la scuola paritaria sparisse dalla circolazione. Oltre a non sottovalutare l'aspetto appunto che abbiamo detto prima, dove in uno Stato democratico come quello italiano non verrebbe garantita la libertà di scelta, cosa che magari avviene in tanti altri Stati europei e non, dove non ci sono radici cristiane ben presenti e dove invece la scuola paritaria, la scuola cattolica viene completamente sovvenzionato. Ho avuto un incontro 2 settimane fa con una mamma che veniva dall'Australia e lei sinceramente non riesce a capire perché ha scelto la scuola cattolica qui a Treviso per suo figlio, non riesce a capire perché deve pagare quando in Australia non pagava nemmeno un centesimo. Certo. Quindi questa è la nostra assoluta degli preoccupazione. esempi quindi virtuosi all'estero che assolutamente. Michele, per quanto riguarda, a differenza delle scuole materne, dalle scuole appunto elementari, medie e superiori, lo strumento che la regione in questo caso utilizza è il buono scuola. Ecco, com'è la situazione? La situazione purtroppo io devo dire la regione, a volte, se possiamo dirlo, non fa proprio la differenza. Assolutamente. Volendo, la regione Veneto, a dire il vero, è stata sempre disponibile nei confronti delle famiglie per quanto riguarda appunto la gestione, la continuità nella libertà di scelta educativa dei propri figli. Però abbiamo delle grandi difficoltà. Uno, per esempio, il buono scuola dell'anno scorso, dell'anno scolastico precedente, non è stato ancora erogato alle famiglie. Quindi siete in attesa. Quindi siamo in attesa di ricevere i denari.
vuol dire in questo caso concretamente che una famiglia ha pagato intanto la retta pienamente, ha pagato la retta e Bavaria attende e che eventualmente le venga attende rimborsato. un rimborso che, attenzione, perché poi dopo dobbiamo fare attenzione anche a questo, un rimborso che è pari a 500, 600, 700 euro, che quindi all'interno di tutto un impianto economico non è che cambia chissà la differenza. Sì, è un aiuto che e in questo poi caso adesso è ancora in attesa, siamo preoccupati perché a oggi, per esempio, non è ancora stato emanato il nuovo bando scuola per quest'anno scolastico. E anche questa è una preoccupazione che a molti genitori induce a non iscrivere più i figli alle scuole paritarie per paura poi di non riuscire per paura di non ricevere, magari a ricevere quei 600, 700, 800 euro che potevano sicuramente dare un aiutino alla continuità. Quindi l'appello che io posso fare attraverso questi microfoni è alla Regione Veneto, ripeto, con la quale abbiamo sicuramente dei buoni rapporti ulteriormente intensificati negli ultimi periodi, però di adeguare un po' questi finanziamenti ai tempi nei quali un genitore, una famiglia chiede. Michele, rimaniamo da te e facciamo un giro conclusivo purtroppo il tempo è come sempre, lo sappiamo, tiranno. L'appello è questo, quindi questa è anche diciamo, l'azione che voi in questo momento state attendendo. Qualora ci dovessero essere risposte negative, che cosa si può pensare di fare per i genitori? Io penso che in questo momento le componenti qui presenti, la Chiesa, i genitori, la FISM, la FIDE, insieme dovremmo prendere veramente un'azione di protesta. Un'azione di protesta perché qui significa ledere i diritti democratici di un cittadino. Chiarissimo, chiarissimo. Francis Contessotto, giro finale anche a te chiedo appunto, qualora questa situazione non si sbloccasse a livello economico anzitutto, poi c'è tutto un altro aspetto che hai toccato bene prima che è ancora più, se vogliamo, elaborato. Quale futuro si prospetta? Ecco. Il futuro, non so, noi sono alcuni anni che navighiamo a vista, cioè molte delle nostre scuole tengono duro finché possono e si va avanti. Allora intanto raccogliamo le iscrizioni per quest'anno e poi si vedrà. Ma non è corretto né per chi ci lavora né per l'utenza, cioè le famiglie devono sapere di avere una continuità, per cui bisognerà trovare il modo di sbloccare. Io penso che la strada intrapresa tramite la Conferenza Episcopale del Triveneto, tramite la collaborazione tra le associazioni che hanno a che fare con la scuola paritaria sia la strada giusta, che è quella di sensibilizzare, di far presente a chi comanda qual è la situazione e di sollecitare delle risposte. Io penso che questa sia l'unica strada. Minacciare chissà che cosa, non abbiamo neanche la forza di minacciare, noi dobbiamo portare a ragionevolezza chi deve ragionare. Certo, sperando che poi il ragionamento abbia una conclusione positiva, no? Allora, due argomenti che non sono stati toccati, quelli dell'IMU, che è una sorta di battaglia persa, nel senso che è un argomento che artatamente è stato posto sul tavolo, mettendoci in ulteriore difficoltà invece di ottenere una diremo completamento dalla legge 62, e poi l'iniquità dell'IRAP, perché le nostre scuole, a differenza delle scuole statali, pagano anche questa imposta come fossimo degli enti economici che producono reddito, eccetera. Quindi da un punto di vista anche giuridico dovremo rivedere un po' la nostra composizione. Un auspicio è che tutte le componenti, e qui nel Veneto le componenti presenti nella scuola, nel variegato mondo della scuola cattolica, stanno lavorando insieme da anni, che tutto questo avvenga anche a livello nazionale e che magari si ritorni a fare una giornata nazionale come è avvenuto nel 99, che ha portato alla legge sulla parità. Dobbiamo far sentire la voce perché dobbiamo dare voce a chi la voce non ha, cioè al futuro del nostro paese, che sono i nostri ragazzi. Diciamo Domande Mondo e chiudiamo che si cerca di tenere duro portando il Certo. della ragionevolezza, insomma, ad essere efficace magari. L'impegno continua, i nostri vescovi sono molto fortemente motivati e quindi noi continuiamo con questo stile che già ci caratterizza e che diventa anche simbolico per le altre regioni ecclesiastiche. Continuiamo il lavoro anche di sensibilizzazione in maniera tale che poi ci sia un unico modo di parlare, ci sia un'unica strategia unitaria, ecco, all'interno di un decennio della Chiesa impegnata a educare la vita buona del Vangelo. Sarebbe drammatico che le nostre istituzioni, che sono a servizio del bene comune, del bene di tutti, ecco, venissero
fossero messe nelle condizioni di morire, sarebbe una perdita non solamente dentro la comunità cristiana, ma sarebbe una perdita per la società, una perdita gravissima per le giovani generazioni. Quindi questo è un appello che facciamo a tutti ed è un impegno sul quale noi tutti insieme siamo qui per lavorare, per collaborare, creando le condizioni perché questo possa avvenire. E noi nel nostro piccolo, come strumento mediatico, rilanciamo questa situazione, che è quindi aperta, nel senso che non c'è ancora un punto di conclusione né positivo né negativo, fortunatamente neanche negativo al momento, e quindi contiamo di tornarci. Io vi ringrazio intanto per aver fatto un po' il punto e aver ribadito quelle che sono un po' le difficoltà e anche le necessità di questa situazione. Grazie a Don Edmondo, grazie a Giancarlo Frare, grazie a Francesco Tessotto e a Michele Di Midio per essere stati con noi. Torneremo su questa tematica ancora come Telechiara, naturalmente. Come Camper Treviso, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Segalini alla parte tecnica e alla prossima settimana. Arrivederci.